Ora parliamo di turismo perché se ne discute spesso, molti sostengono che se sapessimo sfruttare appieno le risorse turistiche del nostro paese ci sarebbe lavoro più o meno per tutti e i numeri ci dicono che non siamo così lontani dalla realtà. Anche se abbiamo delle oggettive difficoltà di accoglimento rispetto ad altri paesi, i numeri sul turismo di anno in anno sono perennemente in salita e per questo gli ITS, gli istituti tecnici superiori, hanno dovuto adeguarsi ai tempi e cercare di forgiare nuove leve, di creare corsi appositi. Perché? Perché il turismo si sta differenziando, non basta più soltanto accogliere i turisti, bisogna sapergli fare offerte diverse. Così hanno aperto dei corsi per tecnici del turismo. Che cos'è un tecnico del turismo? Vuol dire tantissime cose. Per capire quante, Rebecca Vespa-Berglund è stata a Bardolino, sul lago di Garda, dove si trova uno degli ITS che formano i tecnici del turismo di domani. Tutto quello che c'è da sapere su un settore che il lavoro potrebbe darne, sicuramente ne darà tanto, nei prossimi 300 secondi. Ci rivediamo fra poco. Filippo ha 28 anni e vive a Verona. È appassionato di escursioni in montagna, di tecnologia e scrive anche poesie. Dopo la laurea in economia aziendale ha deciso di specializzarsi nel settore della ristorazione. Adesso frequenta il secondo anno di Restaurant Business Management ed è molto soddisfatto del suo percorso. Io sono corsista nella sede di Bardolino, un corso di alta formazione dell'ITS Turismo Veneto Academy. È un corso che offre spunti interessanti, competenze trasversali richieste dal mercato del lavoro. Tu diventerai un Restaurant Business Manager. Che cosa vuol dire? È una figura esperta del turismo enogastronomico, è una figura esperta dell'accoglienza, è una figura capace di redigere business plan, analisi dei costi, budgeting. Alessandro, eccoci, ci siamo. Se puoi venire, se riesci a fare prepararci un occhio di bue in una formina magari particolare, visto che siamo in primavera. In questo stage il nostro lavoro di restaurant manager, affiancati dai manager della struttura, è quello di andare ad allestire, di andare a promuovere e a curare in una maniera attenta i nostri prodotti. ITS Academy Turismo Veneto forma dei tecnici superiori che sono dei veri e propri specialisti del settore turismo. Chi nella gestione dei servizi e delle imprese ristorative, come nel caso di Filippo, chi nella gestione dei servizi e delle strutture turistiche. Significativa è la percentuale di chi trova lavoro a pochi mesi dal diploma, addirittura superiore al 92%. Filippo, parliamo un po' di te. Allora, tu sei laureato in economia e poi però hai scelto un'altra strada e hai scelto di iniziare questo percorso di formazione sul turismo grazie a una persona speciale. La persona speciale in questione è mia sorella. Mi ha spinto a scegliere l'ITS l'aspetto pratico, quindi la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro dell'ambito ristorativo. Buongiorno, Campeggio La Quercia, sono Beatrice. Ja, ben Sie möchten, wir haben die Stand... Beatrice, allora tu segui il corso Hospitality Management. Che cosa vuol dire? Che cosa studiate esattamente? È finalizzato sull'accoglienza e l'ospitalità del cliente. In questo periodo di stage sto facendo tutta la parte del back office, quindi tutta la parte delle prenotazioni, risposte al telefono e seguire il cliente. Che tipo di competenze deve avere un hospitality manager? Le competenze principali sono comunicazione, social media, marketing, la parte revenue, quindi la gestione dei ricavi e non possono mancare ovviamente le lingue. ITS Academy Turismo Veneto è di fatto un network di scuole di specializzazione post diploma che formano quelle nuove figure professionali richieste dal settore turismo. Assolutamente è così. Il legame con le imprese è strettissimo, nel senso che noi partiamo da precise esigenze che arrivano dalle imprese e dal territorio e andiamo a formare nello specifico due figure professionali. Hospitality Management e Restaurant Business Management sono i corsi che noi sviluppiamo. Quali
devono essere le caratteristiche dei diplomati ITS per il turismo? Dovranno avere delle ottime capacità relazionali, perché questo chiede il turismo, e poi dovranno essere tecnologicamente preparati e dovranno avere una grande passione per il settore, che è un settore molto affascinante.